Sono con la Regione, era legittimo farlo, l'ha detto il Tribunale, verrà fatto. Io ho già detto che non parteciperò alla campagna elettorale, punto. Poche parole, ma chiare, come del resto ha sempre sostenuto finora. Il sindaco di Venezia commenta così l'uscita della data decisa dal governatore Zaia, in cui i cittadini potranno andare a votare a favore o meno del referendum per la separazione di Venezia e Mestre, domenica 1° dicembre. E aggiunge: Mi fermo sotto una constatazione legale, diciamo, e tecnica. Nel decreto che ha fatto la Regione c'è l'obbligo di superare il quorum. Mi sembra una buona notizia. Se non si supera il quorum diamo una dimostrazione proprio di protesta vera, perché non se ne può più. 5 volte non se ne può più. Perché la protesta vera per me è non andare a votare. Dall'altra parte però ci sono gli esponenti referendari soddisfatti, ma soprattutto pronti a un'accesa campagna elettorale. Questo fardello me lo sono portato sulle spalle per 10 anni. È un giorno di vittoria per la democrazia diretta, ha dichiarato l'avvocato Sitran. Speriamo non sia già troppo tardi, ha dichiarato invece Chiaro Manni, visto che le città stanno andando verso il degrado. E ancora, lasciate libertà di voto ai vostri iscritti e simpatizzanti, avevano scritto i membri del gruppo 25 aprile, perché se non gliela lasciate se la prenderanno comunque, come già successo in molti referendum, e il prezzo rischiate di pagarlo alle elezioni.